Arriva dal TAR del Veneto la prima risposta sull'apertura festiva dei centri commerciali. La regione voleva la chiusura, molti sindaci si sono allineati facendo controlli e dando multe. I centri commerciali hanno fatto ricorso e il TAR ha sospeso la chiusura fino al 22 febbraio, quando arriverà una decisione nel merito. Ciò significa che per le prossime domeniche tutti potranno tenere aperto senza problemi. È una sospensiva. Qui il vero nodo è che lo Stato ha fatto una legge che entra, vogliamo dire a piedi uniti, diciamo come vogliamo, nella sfera di competenza delle regioni. La guerra di carte bollate non finirà presto. I piccoli commercianti sono infatti convinti che la competenza del commercio sia tutta della regione e in caso di esito favorevole chiederanno i danni alla grande distribuzione che in queste domeniche sta comunque togliendo ossigeno ai più piccoli, grandi realtà che dal canto loro chiedono solo una certezza, poter aprire sempre e comunque, senza continue variazioni delle regole. Noi non sappiamo da che parte dobbiamo stare, se dobbiamo stare con una legge nazionale o se dobbiamo stare con una legge regionale. Noi vogliamo semplicemente quello, poi non è detto che noi rimarremo aperti sempre, perché, ripeto, l'imprenditore in base alle proprie esigenze, ai propri clienti, a dove si trova, prenderà una sua personale e autonoma decisione. La regione che riduce a 16 festività all'anno più le 4 di dicembre, vuol dire una domenica ogni 2. La fascia oraria 7-22 mi sembra che è già ampia, vogliamo aprire a mezzanotte, alle 2, alle 3 di mattina, ho dei dubbi, no? Sulla fattibilità della cosa.